We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their fuse to keep it tight. Everybody's dancing. Puntuale come ogni giorno, eccoci all'appuntamento con Chiacchiere e Caffè. Prima di iniziare vi ricordo il nostro indirizzo mail chiacchierecaffè@telechiara.it e soprattutto veniteci a trovare sulla nostra pagina Facebook, dove è obbligatorio cliccare Chiacchiere Caffè mi piace. Quest'oggi chiacchiere di territorio, andremo alla scoperta delle città murate del Veneto e lo faremo insieme ai miei graditissimi ospiti, ovvero il professor Flavio Rodeghiero, buongiorno, Buongiorno, buongiorno. e il professor Gianni Perbellini, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Allora, questa puntata prende un pochino spunto dalla pubblicazione di un libro, Le città murate del Veneto appunto, che arriva a conclusione di un'opera in realtà ben più vasta, ovvero un convegno che si è tenuto a Cittadella e la candidatura delle città murate quali patrimonio dell'UNESCO. Sì, direi che la sensazione di avere un patrimonio incommensurabile per valore da parte di noi che viviamo sul territorio, anche se spesso per avere questi tesori così vicini non li andiamo a visitare davvero fino in fondo, si è trasformata nel tempo in un'attenzione delle istituzioni nel recupero, la valorizzazione nel tempo, soprattutto all'inizio il recupero e il restauro di tutto questo patrimonio, di cui le città murate rappresentano per certi versi l'elemento caratterizzante che infrastruttura in modo reticolare questa regione, questa nostra regione. E poi certamente anche un lavoro di valorizzazione che è fatto di momenti di aggregazione tra le città, con la costituzione dell'Associazione Città Murate nel Veneto, che formalmente ha visto il riconoscimento con la compresenza della regione nel 97 e una legge regionale ad hoc nel 2003, la numero 15. E poi questa valorizzazione più significativa in termini internazionali che delinea una prospettiva che nell'immediato dà anche una ricaduta per la visibilità che può dare dal punto di vista statistico. Ogni sito che rientra nell'UNESCO comporta un aumento del 30-50% di afflusso turistico. Ma per certi versi essere inseriti in questa lista dà anche quei caratteri di sviluppo sostenibile in relazione alla conservazione, alla continuazione quindi della conservazione di questi beni e anche della ricaduta sul territorio in tutti i sensi, nel coinvolgimento e attivazione delle forze anche economiche, ma anche quelle della formazione professionale che diventa, come dire, un volano, ecco, per il territorio. E allora il lavoro è consistito nel tracciare le linee di unicità e eccezionalità a livello di tessuto sociale, di tessuto civile, di storia, di elementi architettonici e con confronto internazionale che è appunto avvenuto a Cittadella in un convegno coordinato per la parte tecnica dal collega Perbellini con presenze internazionali dalla Repubblica Ceca, Germania, Francia e Turchia, ma ne parlerà il collega, e poi anche con le istituzioni che sono quei soggetti con i quali interloquire, perché entrare nel patrimonio UNESCO vuol dire preparare un comitato che ne sia responsabile del procedimento e si faccia carico di tutto l'itinere insomma, della richiesta, contemporaneamente dare una garanzia, in questo senso l'Associazione Città Murate la dà, di sostenibilità nel tempo, poi una volta accreditati, di gestione. E poi naturalmente ci deve essere una condivisione da parte dello Stato, perché la richiesta deve essere fatta dallo Stato centrale, o meglio la richiesta viene fatta al Ministero, il Ministero dei Beni e Attività Culturali insieme al Ministero degli Esteri pensa o meno l'opportunità di inserire il bene all'interno di una tentative list. È una lista nazionale di beni che vengono accreditati come presentabili, candidabili ai siti UNESCO, e una volta all'anno c'è una commissione ad hoc. L'UNESCO ha istituito ancora nel 72 con la Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale, poi nel 2003 con la Convenzione sul paesaggio, un comitato ad hoc che è delegato ad esaminare quale di questi beni merita di rientrare in una valutazione per la propria unicità e eccezionalità di tipo universale. Quindi un lavoro insomma un lungo. Procedimento complesso e non metto una semplice targa e mi candido a patrimonio. Ecco, nella vostra pubblicazione parlate di atteggiamento nuovo per la tutela e per la valorizzazione che coinvolga istituzioni, enti pubblici e
privati, ma pensate che in concreto sia possibile realizzare ciò? Beh, un atteggiamento nuovo certamente lo si ha negli ultimi anni con questa riscoperta anche della storia dell'identità locale, che naturalmente deve essere anche educata in una modalità che sia di apertura all'esterno. Spesso le città murate, per una loro strutturazione visibile ad occhio nudo, può far sembrare a un microcosmo rinchiuso in se stesso, che non comunica, che si difende, si tutela. In verità le città murate nascono come aggregazione sotto la spinta di forze economiche del territorio, che ha costituito sia un elemento di coordinamento e anche di tutela per certi versi dall'esterno, ma soprattutto di comunicazione all'interno. Per fare un parallelo con il sistema informatico, era il luogo in cui entravano degli input e uscivano degli output, naturalmente molto più arricchiti. Quindi era un luogo di comunicazione, la piazza era un luogo di democrazia diretta, il mercato era il luogo in cui venivano scambiate le merci. Ecco, e non solo, ma l'insieme reticolare dava un senso di organicità nella gestione di tipo federalista ante litteram del territorio, e in questo senso è una novità, anzi proprio quella delle realtà del Veneto, delle città murate del Veneto, è una realtà unica perché ad esempio nel nord Europa, in termini innanzitutto temporali, perché le autonomie locali da noi si sviluppano nell'undicesimo secolo, mentre nelle Fiandre, in Provenza all'inizio del XII secolo, in Germania e in Francia tra il XII e il XIII secolo. Quindi una anticipazione dal punto di vista temporale, e anche l'organizzazione. Da noi sono città che quasi sempre hanno una loro provenienza da un substrato romano, e che conservano nel tempo l'apertura al territorio, sono i luoghi di incontro di un territorio, tanto che le classi sociali che ne fanno parte sono differite, ne fanno parte l'aristocrazia militare, l'elite commerciale, la realtà culturale con i giudici e i notai, mentre ad esempio nel nord Europa le città sono luoghi di privilegio concessi dal re. Sono i luoghi di franchigia, di esenzione, e sono luoghi nei quali risiedono soprattutto delle realtà borghesi, commerciali borghesi. Non rientrano mai per esempio contesti, se non limitati ai castelli, di tipo territoriale, quindi legati al territorio, al lavoro, mentre da noi succede proprio un'integrazione di tipo completamente diverso. Quindi una E quindi una prospettiva anche culturale, di vissuto completamente diverso. Per certi versi possiamo pensare alla polis greca e alla civitas latina. In greco nasce prima il termine polis e poi polites, quindi prima la città chiusa e poi il cittadino. Da noi c'è il cittadino che ha un afflato, una comunicazione vitale con l'altro cittadino, dal luogo la civitas, quindi un'aggregazione che è aperta e quindi si arricchisce e si modifica in senso positivo, in arricchimento progressivo di apertura continuo. Ecco anche in termini culturali la differenza. Poi ci sono altre differenze che sono legate certamente alla ricaduta anche sul territorio di questa presenza. Da noi appunto c'è una realtà territoriale che come dire, coordina le città murate, sono distanti l'una dall'altro in un percorso che può essere composto a piedi in una giornata, mezza giornata, quindi è proprio un legame che tocca tutto il territorio. E poi ci sono delle eccezionalità dal punto di vista immateriale, cioè ogni città ha delle tradizioni che sono pure tutelate dall'UNESCO, che sono uniche, pensiamo alla partita a scacchi di Mara Ostica, il palio di Montagnana, e che hanno un valore riconosciuto a livello internazionale proprio perché esprimono un elemento unico e eccezionale in termini di cultura e anche di vivibilità. E poi, come dicevo prima, danno delle prospettive di indirizzo di sviluppo sostenibile. Questo è un aspetto naturalmente in termini di ricaduta per il riconoscimento molto importante, soprattutto per quei amministratori che già tanto hanno investito e che oggi naturalmente stanno pensando come questo può significare in termini di accresciuto valore civile e anche di valorizzazione delle opportunità economiche. Ecco, professor Perbellini, è interessante che nella vostra parte, insomma, dove ci sono le schede proprio che vanno nello specifico delle singole città, diciamo sono state un po' tralasciate le grandi, Verona, Vicenza, Padova, e riscoperte una serie di piccole perle. Come mai questa scelta? Beh, innanzitutto dobbiamo ricordarci che noi stiamo proponendo un sito seriale. Quindi un sito seriale è fatto di tante piccole perle, come dice lei, e non può essere di nuovo soggiogato
dalle perle più grandi, cioè noi infatti abbiamo fatto una divisione, abbiamo individuato le città-stato, quelle che hanno dato luogo a una signoria o una protosignoria, e invece tutta la serie delle città minori in cui magari soggiogate dalle città maggiori, ma anche in cui esisteva una propria democrazia, in cui il termine città murate è significativo. Per Verona si può parlare di capitale, per Padova si può parlare di capitale della cultura, per Vicenza si può, e si è già attaccato l'etichetta di città del Palladio, anche perché non è una città così strenuamente fortificata fino in fondo come le nostre. Ecco la differenza, quindi è sembrato tautologico partire da Verona, da Padova, da Treviso per arrivare nelle città murate, anche perché in realtà quello che diceva prima il professor Rodeghero, che riguarda questo rapporto partecipativo, se c'è stata una signoria scaligera, la signoria scaligera c'è stata perché si è nutrita sul territorio di tutte quelle realtà produttive, parliamo delle tessiture, della lana, della coloritura, delle ceramiche, del vetro, eccetera, eccetera, e si è estesa e diramata proprio per quello. E prima ancora di una civiltà, di una signoria scaligera, c'è stato una protosignoria o un tentativo di Ezzelino di impadronirsi del territorio, che parte dagli statuti di Bassano, in cui ci sono già regolati, ci sono già le regole, i regolamenti antincendio per la città, in cui nel castello, nelle cantine del castello era dato permesso ai cittadini di conservare, anche agli agricoltori della campagna, di conservare derrate agricole, vino, formaggi, eccetera. Ma quando uscivano, i prodotti dovevano sottostare al marchio di qualità. Se il vino era aceto, tagliavano la mano a chi l'aveva portato. Non scherzavano mica, insomma. No, ma però questo, a parte l'aspetto, c'era un controllo di qualità. Quindi diciamo che dal territorio è arrivato alle signorie quella cultura, che era una cultura di laboriosità, una cultura di mestieri. Le arti e i mestieri sono già codificate nelle relative corporazioni di ordine, anche di ordine pubblico se volete, però nasce come regola di convivenza civile fatta per i cittadini e non scesa dall'alto. L'assemblea dei cittadini si riunisce in piazza, ed è per quello che le piazze del Veneto sono belle. E perché hanno questo ruolo così centrale? Perché erano il Parlamento della città. E allora, se voi siete d'accordo, andiamo a conoscere qualcuna di queste perle, anzi facciamo un pochino un gioco. Io ve le cito e voi mi dite il perché andare a visitare questi siti e che cosa hanno di unico e di caratteristico. Allora, partiamo proprio da Castelfranco, che voi ci avete portato delle stupende immagini. Ecco, Perché Castelfranco? Castelfranco rispondo io. Castelfranco è una realtà che riprende proprio il castrum romano. E quindi ogni città ha delle accezioni particolari, ad esempio Cittadella richiama degli elementi germanici nella propria circolarità, e quindi è rappresentativo proprio di quella tipologia di sviluppo di cui si diceva prima, legata a un substrato di tipo romano. Però qua siamo già andati avanti, credo. Ecco. Poi c'è questo percorso culturale particolare, il Giorgione, quindi anche lì un elemento che è materiale e immateriale nel contempo, perché è un richiamo, un percorso che guida anzi la stessa visita alla città e al territorio. E poi, proseguiamo poi con un'altra perla. Subito. Allora, al professor Perbellini chiedo Este. Este è una città abbastanza strana, o perlomeno sotto il profilo tipologico rispetto alle classiche città murate pedecollinari come possono essere Soave e Marostica. Este nasce su una presenza signorile più forte attorno ad un castello e si articola fino poi ad assumere praticamente la stessa forma
che è poi in maniera diversa, più complessa perché l'orografia è più complessa, con delle presenze, delle preesistenze anche ancora più importanti, che è un po' la stessa storia per esempio di Marostica, Castello Alto, Castello in Medio, Castello in Piazza e Cittadella o castello alla fine sul fronte sud delle mura. Quindi c'è questa articolazione che in est non è così prototipata, così prototipale come quella di Marostica, per esempio. Ecco, prima abbiamo citato Montagnana per il suo palio. Che cosa diciamo su Montagnana? Beh, Montagnana è la città murata di transizione per eccellenza. Perché di transizione? Perché arriva nel momento in cui comincia a entrare in uso la polvere da sparo, cominciano ad entrare in uso i cannoni e gli archibugi e quindi non è più la torre alta quadra quella che fiancheggia le mura, ma deve essere qualcosa di diverso. A Montagnana lo si tenta con una torre semi-esagonale, quindi che esce per metà esagono dalle mura, che in qualche modo anticipa il bastione pentagonale che inventeranno un poco più in là, un secolo e mezzo dopo, il San Gallo e il San Micheli Veneto perfezionerà per Venezia. Che va distinto sostanzialmente tra città murate e città bastionate. Noi molte volte nell'accezione comune le mettiamo insieme, però ci sono delle differenze sostanziali dovute soprattutto all'evoluzione delle armi da fuoco. Padova sostanzialmente è una città bastionata, anche se magari noi globalmente diciamo una città murata perché vediamo delle mura, ma un termine tecnicamente improprio. E la Sarebbe struttura corretto città bastionata perché è una struttura completamente diversa, è un periodo successivo, Venezia sta già controllando l'entroterra, c'è già lo stato terra forte e significativo, la tipologia delle armi è completamente diversa, quindi la strutturazione della difesa era anche completamente diversa. Ma le città-stato sostanzialmente sono città bastionate a parte... Diventano bastionate chiaramente perché si chiude nel 405 il ciclo. Ma quella di Montagnana è ancora interessante, perché a Montagnana c'è forse l'ultima porta a Rivellino tardo medievale, ci conclude per quanto riguarda il sistema della porta. La porta, per esempio quella degli Alberi, che è la porta carrarese della fine del 300, è fatta di 3 rivellini e 2 camere interne, il che significa che non aveva più solo il significato difensivo, ma era diventata come la macchina del check-in all'aeroporto, in cui chi passava veniva letteralmente sezionato sotto il controllo delle guardie che camminavano sul cammino di ronda dei rivellini o delle camere in cui venivano ispezionati gli entranti e gli uscenti. E se io invece le chiedessi qualcosa su Sirmione? Beh, Sirmione è un'altra tipologia del tutto particolare, è il porto fortificato, attaccato naturalmente al castello, eccetera. Un altro si era ripetuto alla Zise, che però è andato interrato. Questo si è conservato. Quello che è curioso è che in questo caso il porto militare è trattato esattamente come la corte d'armi del castello. È un recinto fortificato su 4 lati, con una porta, con un varco d'ingresso, su cui, come nella corte del castello, lo vedete benissimo, invece che le tende all'interno si disponevano le navi. Un elemento da mettere in evidenza è che, e naturalmente abbiamo visto diverse tipologie anche in questa enucleazione, in questa descrizione che abbiamo appena fatto, l'elemento unificante che abbiamo ritrovato, che permette anche una maggiore probabilità di riconoscimento, è che questa aggregazione di città trova un elemento unificatore significativo sotto gli scaligeri e quindi diventa un riconoscimento che è nei fatti un ampliamento del riconoscimento già avvenuto della città di Verona e delle sue mura. Ecco quindi un elemento unificatore che dà anche un senso di lettura, pur in una cronologia diversa, a questo intersecarsi delle città murate e al loro sviluppo, al loro nascere, al loro svilupparsi. Professore De Ghiero, nel libro lei mette in evidenza come il termine patrimonio rimandi un po' all'eredità che i padri lasciano ai figli. Quindi le città
murate sono un'importante eredità che ci hanno lasciato e che noi dobbiamo preservare per le generazioni future? Beh, chiaro, questo è tutto il patrimonio. La protezione dei beni culturali a livello internazionale avviene proprio in occasione dei conflitti, cioè negli ultimi 2 secoli, perché fino a Napoleone praticamente era concesso, c'era il diritto del saccheggio in virtù come diritto di preda. Ecco, la rivisitazione di questo concetto è legata proprio al fatto che invece i beni culturali fanno parte dell'identità di un territorio e quindi devono stare al di fuori di quello che può essere la motivazione di un conflitto bellico. E tanto più oggi che in un contesto globalizzato l'elemento della storia, anche caratterizzato da questi monumenti, da questi elementi ben visibili, diventa un elemento tangibile, visibile per il cittadino, di identità. Un'identità però che è importante, e qui anche il riconoscimento dà una spinta in questo senso, rimanga aperta alla conoscenza dell'altro perché sia conosciuta agli altri, mentre rinforza quegli elementi fondamentali che permettono anche il dialogo con l'altro avendo delle basi culturali e sociali sulle quali dialogare. È un principio anche che ha un valore didattico e in questo senso lasciarlo ai figli significa anche valorizzare quegli elementi di professionalità, oltre che identità, che garantiscono la conservazione nel tempo, l'attaccamento a questi elementi culturali e anche la capacità che è di formazione, che è professionale nel conservarli. A Cittadella per esempio c'è stato un ottimo dialogo con le scuole, gli istituti presenti in termini anche di stage di formazione. E questo è un cammino tra l'altro su cui sta discutendo e facendo una propria elaborazione anche l'Unione Europea per i propri programmi che a tutt'oggi sono alquanto parcellizzati di intervento sui beni culturali, perché questi possono diventare un volano per il momento professionale di formazione, proprio in ordine alle future generazioni. Ed è l'obiettivo anche del Consiglio d'Europa quello di fare in modo, dove già i percorsi culturali sono valorizzati dall'87 e da ultimo con un istituto per i percorsi culturali istituito in Lussemburgo e al quale anche pensiamo di rivolgerci perché ci sia un riconoscimento di un percorso culturale su Città Murate che dovrà essere internazionale, collegandoci con il nord Europa anche a livello di Consiglio d'Europa. Allora, siamo in chiusura di questa prima parte. Al volo, pistola alla tempia, potete scegliere una sola città murata. Che cosa mi rispondete, professor Perbellini? Ma io dovrei risponderle per campanilismo soave. Io per campanilismo dovrei dire Cittadella perché la conosco molto, ci ho lavorato tanto perché è un patrimonio che vedi va al di là di chi, naturalmente chi ci vive lo sente proprio, ma vedi che rappresenta un territorio, che è stato significativo per un territorio. E attorno a queste microstorie vissute in una città trovi la storia di chi è vissuto nel Veneto, la storia di chi è vissuto nel nord Italia, in un contesto, quello del periodo medievale, in cui queste erano terre di comunicazione. Oggi dobbiamo recuperare questo senso europeo che c'era a quel tempo, che nei tempi anche poco recenti, a cominciare dalle prime e seconde guerre mondiali, è andato perso, va riscoperto e recuperato anche per i fini di una coesione che è anche, oltre che sociale, anche economica. Allora io ringrazio i miei ospiti, il professor Gianni Perbellini, il professor Flavio Rodeghiero. La nostra chiacchierata sulle città murate però continua con un altro ospite, perciò voi che cosa dovete fare? Non cambiate canale, Chiacchiere Caffè torna a tra poco. Rieccoci nel salotto di Chiacchiere e Caffè. Prima di continuare la nostra chiacchierata sulle città murate del Veneto, ecco a voi Chiacchiere in pillola. Chiacchiere in pillola, la puntata sul cake design insieme a Cuoca Paglia ha suscitato grandissimo interesse, purtroppo ci sono arrivate delle telefonate in chiusura, quindi abbiamo deciso di reinvitare nuovamente Cuoca Paglia per spiegarci come decorare le torte, in particolare come lavorare la pasta di zucchero. Come lavorare la pasta di zucchero, questo strumento e questo prodotto un po' sconosciuto.
torniamo bambini, usiamola come il pongo, quindi la modelliamo con le mani, deve essere calda, infatti calda nel senso a temperatura ambiente, non va tenuta in frigorifero. Quella che non si utilizza può essere conservata chiusa con della carta Con del cellophane, della insomma. pellicola, e prima pellicola e dopo alluminio, e la chiusura perfetta, temperatura ambiente, in una scatola. E Però perciò l'importante è possiamo che non prenda conservarla. aria. Ecco, tu nella puntata precedente ci avevi suggerito non cimentatevi voi nel fare la pasta di zucchero, ma andatela a comprare. Sì, sì, perché è un lavoraccio che poi non dà i risultati che uno spera. e quindi si fa tanta fatica per niente. Oltretutto gli ingredienti per farla sono anche costosi, perché bisogna andare nelle drogherie specializzate a comprare il glucosio. Perciò, Conviene visto che sia dal punto di vista pratico che dal punto di vista economico comprarla già fatta. Quindi, visto che abbiamo valide alternative, anzi ringraziamo Testi, il nostro sponsor tecnico, che come sempre ci ha fornito un grande quantitativo di materia prima sulla quale poter insomma lavorare, e quindi vediamo materialmente. Allora, come avete visto io mentre stavamo chiacchierando l'ho un po' scaldata e modellata, perché è molto più facile. La pasta di zucchero, lo dice anche il nome, ha bisogno non della farina da buttare nella spianatoia, ma di un po' di zucchero a velo. Ecco, zucchero a velo, e tu Quindi qui stai zucchero a usando velo. un tappetino in silicone. Sto usando un tappetino in silicone perché ci permette di non avere aderenze, soprattutto lo utilizziamo quasi esclusivamente per questo. Sappiamo che anche la contaminazione dei cibi, usare lo stesso tagliere, lo stesso strumento, prima per la carne, poi per gli affettati, poi per i formaggi, poi per i dolci, Non va si mai fa. bene. Ai corsi di igiene Questo HACCP ti bocciano Sono se fai una subito. cosa del genere. Quindi un bel tappetino di silicone che sappiamo sarà dedicato sempre solo ai dolci. Un mattarello come questo di acciaio, tra l'altro molto bello e molto pratico. La Quindi si va stendiamo proprio a come stendere. una sfoglia normalissima. Ecco, quindi come stessimo facendo la frolla, diciamo, che uno la stende col mattarello. Una sfoglia, oppure le tagliatelle della Ecco. nonna. C'è chi usa anche la paperetta, chiamiamola così, quella per fare le tagliatelle, però vengono delle striscioline. Quindi non conviene. Non è pratico, direi che è abbastanza facile. Quando l'abbiamo, ecco, l'importante è scaldarla bene con le mani, come Che avete allora è visto, più è molto facile da plastica, sì, è lavorare. molto più facile da lavorare. Ecco, tu ci suggerivi mattarello in acciaio piuttosto che in legno, giusto? Sì, allora, innanzitutto le regole odierne dell'igiene in cucina prevedono di eliminare il legno, quindi mesto, lame, mattarelli in legno, taglieri in legno sono vietati nelle cucine professionali, quindi anche in casa io direi iniziamo ad adottare queste pratiche, perché se li hanno eliminati, perché restano lì. Quanti di noi hanno il mattarello della nonna? Teniamolo come ricordo, appeso al muro, ma non usiamolo. È tanto bello da appendere lì, usiamo una cosa più Usiamo pratica. l'acciaio, sappiamo che si può lavare, sterilizzare. Quando serve, ad esempio, per frolle che devono essere lavorate a freddo, si può mettere anche in freezer, per cui abbiamo poi un mattarello bello freddo, o anche per la pasta sfoglia, altro lavoraccio però che si può fare, e quindi è uno strumento da sostituire, come tutte le cose. L'altra volta avete visto, avevo molti mestoli in silicone, ecco, il silicone va a sostituire il legno, proprio perché È il nuovo legno, diciamo. sì, è come vietato in tutti quante le cucine industriali, se l'hanno vietato lì perché ne dobbiamo continuare a intossicarci senza volerlo in casa, e quindi adattiamoci. Allora, Io adesso abbiamo steso la ho pasta. steso leggermente, adesso faccio una piccola magia, Da una mano. trasformo questa spianatoia in uno stampo. Come vedete questo è un bellissimo stampo floreale. Ah, perché ha a È rilievo. a rilievo, ha un disegno floreale. Ecco, quindi ci sono in commercio questi tappetini Sì, con lo stampo con a varie rilievo. tematiche, c'è quella con scritto tanti auguri, happy birthday, c'è questa floreale, immagino che poi a seconda delle varie festività arriveranno quelle tematiche sicuramente. Chi più ne ha più ne metta. Quando voglio usare uno stencil, chiamiamo così, di questo tipo, tengo la pasta un pelino più spessa per avere il rilievo, quindi passo sopra. Ah, quindi passi proprio il mattarello sopra, come la stessimo stendendo. Esatto, giro il foglio e la passo come
Infatti vediamo già che si forma il rilievo. A questo punto io avevo già preparato una tortina mignon di pan di Spagna. Non ho detto prima di appoggiare la pasta di zucchero dobbiamo inumidire sempre la torta o con una soluzione di acqua e zucchero o meglio ancora con della marmellata di albicocche riscaldata. Ah, vedi che è venuto fuori lo stencil tutto decorato. Lo stencil tutto decorato, noi adesso andremo a, con un po' di pazienza. Sembra davvero il pongo per i bambini. Esatto, cosa che ti dicevo. Non oso pensare ai bimbi quanto si divertano a fare questo tipo di operazioni. Moltissimo, perché proprio non li sgridi, anzi se li sgridi perché quando ne mangiano troppo dopo si sa. Deve prendere la sua forma. Dopo con uno strumento, anche qui ci possiamo sbizzarrire perché si trovano tutti gli strumenti possibili e immaginabili, andiamo a tagliare il bordo in eccesso. Ecco, quindi tu hai un set di coltellini ad hoc. Esistono proprio dei set che si trovano sempre nei negozi specializzati, quindi da testi, per lavorare la pasta di zucchero, perché ci serviranno anche per fare altre cose, ad esempio per modellare animalini, faccine, rose, fiorellini, poi con l'esperienza uno impara a fare. Quindi ogni coltellino ha una sua funzione. Ogni coltellino ha la sua funzione, questa possiamo riciclarla per fare un decoro ulteriore. Un decoro ulteriore. Non si butta via niente in cucina. La mia filosofia è quella. Beh, direi filosofia molto apprezzata, perché alla fin fine evitiamo gli sprechi. No, non bisogna, assolutamente, bisogna. Ecco, ma i tuoi baby chef, dei corsi che tu organizzi proprio per i bimbi, quanto si divertono a fare decorazioni di questo tipo? C'è qualche aneddoto particolare? Ma si divertono moltissimo, si divertono anche a combinarne di tutti i colori, per cui alla fine si divertono soprattutto a preparare il lavoretto da portare a casa, perché durante i miei corsi sono strutturati in questo modo. In una prima metà facciamo la nostra merenda e quindi tutto quello che perché loro devono imparare che non devono buttare il cibo per terra, non devono. Quindi cucinano e mangiano. E poi mangiano, quindi stanno cucinando con le mani sporche, mangiano le schifezze che hanno fatto, perché questa è la regola, così imparano. Nella seconda metà, poi si fa una pausa ovviamente per la merenda, alla seconda metà si rifà la stessa ricetta ed è il lavoretto che loro portano a casa e in quel momento vedono che in pratica hanno la pratica della prima metà e allora si impegnano tantissimo per creare la realizzazione più bella da portare alla mamma. Beh, sicuramente. Allora, come proseguiamo qui con il nostro decoro? Andiamo a tagliare tutti i bordi. La pasta in eccesso. Poi hanno veramente dei colori strepitosi, cioè questo rosa ti fa venire voglia di assaggiarla. In questo caso non si attacca bene perché, come vi dicevo, non ho bagnato prima il pan di Spagna con la soluzione di acqua e zucchero. Ecco, perciò ricordiamo da casa per una maggiore aderenza. Acqua e zucchero o della confettura di albicocca passata leggermente al microonde. Ecco, allora quindi diamo questo importante suggerimento da casa per una migliore aderenza, è proprio bagnare la pasta di zucchero. Sì. Cioè, scusa, il pan di Spagna. Il pan di Spagna perché così la pasta di zucchero può aderire. Quindi abbiamo completamente rivestito il nostro cubotto, quella pasta in eccesso la lavoro di nuovo e posso con uno stampino qualsiasi, adesso vediamo. Noi siamo attrezzatissimi. Visto che abbiamo le scarpettine, stiamo nel mondo fashion. Sì, perché qui faccio notare che Erika ci ha portato anche proprio le torte per tutte noi donne che amiamo le scarpe a forma di scarpina. Cioè, e allora, vuoi avere un paio di scarpe e non avere una borsa da abbinare? No, scherziamo. Ah, guarda com'è curioso questo stampino. Ecco qui, un'originalissima Kelly, pronta. Ah, quindi si schiaccia giù il pulsante. Un timbrino, è fatto proprio a timbrino.
Ah, vedi com'è pratico in questo caso. E qui abbiamo deliziosa. ottenuto una bellissima, adesso non so se si nota, tono Una su tono, borsetta Kelly. un'originalissima Kelly. E quindi noi così abbiamo decorato il nostro semplice pan di Spagna e ricordiamo che è insomma una bella esperienza da poter fare anche in famiglia con bambini, piuttosto Certo. che mettiamo anche il marito o il fidanzato all'opera con il mattarello, perché no? Poi, se volete, si possono fare, come vedete è una tortina molto piccola, ne possiamo quindi farle anche a piani di colori diversi e ci divertiamo e abbiamo comunque un prodotto molto semplice. Questo va benissimo anche per una colazione, non è una torta impegnativa dal punto di vista nutrizionale. Erika, grazie infinite Grazie a per te, i tuoi Elisa. preziosissimi consigli, ringraziamo anche il nostro sponsor tecnico Testi e come sempre Chiacchiere e Caffè continua. Ben ritrovati qui in studio, allora ripassino veloce, il nostro indirizzo mail chiacchierecaffè@telechiara.it e soprattutto ricordatevi che c'è la nostra pagina Facebook dove dovete assolutamente cliccare Chiacchiere Caffè mi piace. La nostra chiacchierata sulle città murate del Veneto prosegue insieme al presidente dell'Associazione Città Murate del Veneto, ovvero il professor Giuseppe Pan. Buongiorno professor Buongiorno a Pan. lei e a tutti i suoi telespettatori. Allora, nel primo blocco abbiamo insomma evidenziato come quella riscoperta che si vuole intraprendere circa le città murate sia insomma un percorso importante. Serve un ente che coordini e un po' organizzi tutto quanto questo. Naturale candidata è l'associazione che lei appunto rappresenta. Di cosa si tratta? La nostra associazione è 15 anni che è costituita, siamo partiti nel 1997 e è un'associazione particolare perché è un'associazione costituita da enti pubblici, cioè i comuni, e quindi i soci sono i sindaci dei comuni delle città murate del Veneto e naturalmente la Regione Veneto. Assieme come socio fondatore il presidente di Italia Nostra, per cui, che diciamo, dà degli spunti sempre molto importanti al nostro percorso. È un'associazione che è nata come i suoi scopi allora per promuovere, difendere, ma anche sensibilizzare poi gli enti e comunque superiori e la popolazione sul recupero di queste antiche vestigia, perché poi tutte le città sono state nel passato murate, alcune poi sono attualmente, queste cinte murarie sono scomparse nel tempo, però alcune sono invece arrivate ai giorni nostri anche in buona conservazione. Quindi noi abbiamo spesso stimolato gli enti pubblici, il Ministero dei Beni Culturali e tutti i ministri che si sono susseguiti in questi anni ai beni culturali d'Italia, ma anche e soprattutto la Regione Veneto di cui noi è nostra socia e di cui noi facciamo parte, con una serie di progettazioni naturalmente portate avanti dagli enti pubblici e naturalmente stimolando la Regione Veneto a promulgare una legge di difesa sulle città murate che è stata anche per lungo tempo finanziata. Ricordo che alcuni anni questi finanziamenti raggiungevano anche i 15 milioni di euro, adesso gli anni sono diventati un po' meno buoni in questo senso, però con questi soldi molti comuni, molte entità locali hanno restaurato le proprie mura creando camminamenti di ronda, creando paramenti, restaurando e riportando comunque al vecchio splendore pezzi di mura, se non quasi la totalità di alcune mura, come città nostre socie che sono Marostica, Soave, quando vuoi fare qualche nome, Ecco, Montagnana, noi prima Cittadella. però abbiamo visto delle immagini di Cittadella Certo. e non la nominiamo a caso perché lei è vice sindaco di Sì. Cittadella. Allora Certo. io qui la voglio interrogare, ecco, se rimandiamo le immagini proprio su Cittadella, vediamo se è preparato, ci parli un po' delle mura di Cittadella. Sì, le mura di Cittadella sono mura che come vedete adesso quasi completamente restaurate, noi siamo partiti con l'ultimo tratto, proprio con gli ultimi finanziamenti a finire proprio l'intera opera di restauro. Fra un anno sarà completamente esaurito, abbiamo anche costruito il camminamento unico a livello europeo, penso completo a 360 gradi, per cui si può percorrerle in alto
Sono mura di origine medievale, sono state volute allora nel 1220 dal Libro Comune di Padova, quindi noi siamo padovani da sempre, e naturalmente la leggenda vuole che siano state costruite in 2 anni, però è chiaro che un sistema fortificato del genere neanche con i mezzi di adesso potrebbe essere stato tale. Diciamo che ci sono voluti quasi 2 secoli per arrivare all'attuale altezza, diciamo, hanno avuto diverse vicende storiche. La costruzione è stata completata poi dalla Repubblica Veneta intorno al 1400, quindi ci hanno avuto quasi 200 anni di costruzione, per cui attualmente però sono state mura possenti a livello proprio all'epoca feudale e medievale, inespugnate, inespugnabili. Quando Cittadella si tornò a Venezia, allora nel 1405, c'è proprio un passaggio nel nostro archivio storico che dice che i veneziani fecero così tanta festa a San Marco che accesero fuochi che sciolsero il portone del campanile, quindi dalla felicità, perché Cittadella era proprio considerata naturalmente una roccaforte imprendibile per l'epoca. Poi naturalmente ha perso il suo valore militare nei secoli del cannone e della polvere da sparo, però fortunatamente dopo 800 anni è arrivata a noi così e diciamo dopo un restauro che abbiamo cominciato quasi 20 anni fa, siamo arrivati adesso a completare l'ultimo tratto e sono visibili i cantieri proprio in questi giorni. Quindi sicuramente è un'opera importante, un'opera che pur nella sua complessità ha dimostrato che un paramento murario, una cinta muraria può essere anche un volano importante per l'economia locale, per l'economia che non è legata solo al costo del restauro, ma anche a tutto quello che ci sta attorno. Noi abbiamo speso quasi 20 milioni di euro per portarle a queste foto che poi lei vede e naturalmente anche tutte le case private all'interno del centro storico, vedendo questo nuovo restyling, hanno cominciato a far rivivere gli antichi palazzi, le case abbandonate. Adesso addirittura abbiamo aumentato anche la popolazione in centro storico. Prima nessuno voleva abitare in centro storico, adesso i giovani soprattutto fortunatamente stanno riscoprendo questa socialità nuova che naturalmente è dentro le mura intramenia come un tempo dove si svolgono così gli incontri tra le persone, dove ci si ferma a chiacchierare, dove tutti ci si conosce, dove avvengono gli spettacoli, dove avvengono le socialità di un paese come il nostro. Ecco, quindi diciamo che valorizzare un patrimonio tanto importante significa anche dare un input all'economia. Ma certo, questo è il nostro obiettivo, l'abbiamo sempre dimostrato, dove le amministrazioni e gli enti pubblici investono nel recupero del patrimonio artistico, che è la vera fortuna dell'Italia, perché ci resta quello, e quindi investono nel recuperare queste vestigia, dove investono nella cultura, questo il ritorno è importante anche dal punto di vista poi artigianale, dei lavori e di chi poi restaura e naturalmente di tutti coloro che intervengono su questi lavori. Però costruisce anche una rete intorno a questi monumenti, che è la rete del turismo, prima industria del Veneto, ricordo, 60 milioni di visitatori annui, e che poi va a portare questi milioni di persone a visitare anche le città culturali del Veneto. Non vogliono solo vedere Venezia e Verona, naturalmente sono i nostri 2 capisaldi, ma adesso con questi interventi anche riscoprono l'entroterra, le piccole perle culturali ricche di tradizione, di storia, di comunque giornate legate alle feste, ai pagli, e comunque a un'ospitalità più alta dal punto di vista qualitativo e naturalmente all'enogastronomia che, solo per citare qualche nome, nel Veneto, Conegliano, Vittorio Veneto, Cittadella Bassano, Marostica, Soave, immaginate voi cosa potete incontrare su questi itinerari che noi abbiamo costruito e che sono a disposizione di tutti. Ecco, quindi turismo come antidoto a questa crisi economica. Certo, e io penso in particolare che riuscendo a far conoscere queste nostre bellezze possiamo creare un interesse tale che naturalmente il turista che viene qui nel Veneto trovi anche in queste piccole e medie realtà quella qualità della vita che è solo nostra e quindi conosca il Veneto, conosca
le nostre tradizioni, la nostra cultura, la nostra cucina in maniera più appropriata e si avvicini proprio al territorio, che tra l'altro è un territorio bellissimo. Che cosa si augura per il futuro della vostra associazione? Io mi auguro che questo progetto che noi abbiamo messo giù da diversi anni, quello appunto di portare le città murate del Veneto medio-piccole insieme alla città di Verona e alle altre capoluoghi come Padova e Vicenza, patrimonio dell'UNESCO, sia un progetto importante e ci venga riconosciuto. Noi pensiamo di essere una unicità unica al mondo, se mi lascia l'espressione, e che oltre alle bellezze paesaggistiche delle Dolomiti, oltre a Venezia e Verona, anche le altre città del Veneto possono dir la loro. Le faccio una domanda cattivella in Prego. chiusura. Lei, abbiamo detto, vice sindaco di Cittadella, perciò non le chiedo le piace Cittadella o no. Chiaro. Le chiedo invece, dovesse scegliere un'altra di queste perle, un'altra di queste città, quale sceglierebbe e perché? È difficile perché io le ho visitate tutte e devo dire che tutte meritano. Sono molto legato alle città murate del lago di Garda, come Lazzise, Malcesine e Sirmione, Peschiera, per motivi anche del paesaggio. Ecco, io adoro Soave e amo molto Feltre, ad esempio, come città montana, dove anche ho risieduto per un periodo. Quindi se dovesse consigliarci un ipotetico itinerario turistico, andatele a visitare tutte. Noi ne abbiamo costruiti 13 itinerari che uniscono la bassa pianura veneta, la collina, la pedemontana, i monti e il lago, no? Naturalmente. Visitarle tutte non è difficile. Sono 37 città e si fa presto, diciamo, sono molto vicine, sono tutte mezz'ora, un'ora di macchina una dall'altra, quindi sicuramente se ne possono fare anche 3-4 al giorno. Troverete musei, troverete strutture aperte, uffici turistici funzionanti, mura che sono percorribili e naturalmente soprattutto quello che si incontra veramente è il vero spirito del Veneto. Grazie infinite al professor Giuseppe Panna di essere stato quest'oggi con noi. Io come sempre saluto i nostri amici del Caffè Patavino, vi ricordo andateli a trovare, dite che vi mandiamo noi di Chiacchiere Caffè e vi tratteranno davvero bene. Vi ricordo il nostro indirizzo mail chiacchierecaffè@telechiara.it che aspetta tutte le vostre segnalazioni e come dico sempre, purtroppo anche per oggi le chiacchiere sono finite, è l'ora del caffè e l'appuntamento va a domani. Arrivederci. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight.